chi è in coda dalle 7 di questa mattina. L'obiettivo è arrivare sotto il palco. Il centro di Trieste è già invaso di fan degli Iron Maiden in attesa del concerto di questa sera in Piazza Unità. Indossano già tutti i t-shirt della storica band. È possibile acquistare ancora biglietti, ma ci racconta tutto Anna Vitagliani. Tra turisti e cittadini è impossibile non vederli rigorosamente in maglietta nera, stile rock, tatuaggi e capelli lunghi si notano negli storici caffè del centro di Trieste. I fan degli Iron Maiden sono ovunque e vengono da ogni dove. Oggi è provincia di Venezia. Lei? Provincia di Rovigo. Provincia di Mantova. Il concerto in Piazza Unità sarà stasera dalle 17:30, ci sarà musica, gli organizzatori hanno sollecitato arrivate prima e c'è chi ha preso il consiglio alla lettera, in coda da ore, quasi da giorni. Ieri mattina già mi trovavo qui, infatti poi nel pomeriggio mi sono messo a numerare. Siamo qua dalle 7 di mattina. Insomma, abito a Muggia, quindi non ho fatto questo grande viaggio. Che concerti si è fatto? Questo è il 23esimo. E quante volte hai visto i Maiden? Non mi ricordo, però mi sembra passato i 400 adesso. I musicisti hanno dormito a Porto Piccolo, ma da 24 ore circolano per la città ed è caccia a vederli. Io li ho già beccati stanotte, quindi perché sono qua da stanotte. Perché addirittura tatuati? Ormai è religione. Non è vero che piace solo agli uomini, ci sono anche tantissime donne ai concerti dei Maiden. Rive e Piazza Unità chiusi dalle 14, poi dalle 16 l'apertura dei varchi per i controlli. Una settimana decisamente rock per la città, stessa piazza domani, altro nome, Steven Taylor, frontman degli Aerosmith, 4.000 fan attesi, e poi sabato con David Byrne dei Talking Heads, altri 4.000 fan. Per tutti gli eventi biglietteria sempre aperta, biglietti ancora in vendita. Ci aspettiamo 18.000 persone in 3 concerti, un 30-40% che viene dall'estero. Abbiamo ottimi riscontri dalle prenotazioni alberghiere. Insomma, questi eventi qua fanno bene a una città come Trieste.